presentare Nicky Vendola. Buonasera. Buonasera, eccolo qua. Ciao Nicky. Buonasera. Buonasera. Ciao Massimo. Non baci tutti però, Nicky. Ho ascoltato le vere parole che mi hai dedicato. Certo. Io sono venuto qua soltanto per un breve... Si può spostare per cortesia? No, vabbè, scusi, Filia, ma lei tratta Io sono venuto solo per un breve saluto e non dovendo è caduto un Ha creato un terremoto. Abbia pazienza. Prego, Prego. mi allontano. e non volendo toglierti la scena, ora, guarda, mi congedo ringraziandomi per il vostro calore, per la vostra sollecitudine, perché siete delle persone fantastiche, Vabbè, come fantastico. però, governatore, scusi, non se ne vada. Se almeno due cose gli amici Guardi, di Sel della Sardegna le può dire, dai. Se posso, la ringrazio. Ecco. Compagne e compagni sardi che in questa terra di Sardegna, in una servizievole dedizione, cercano in questo postmoderno medioevo di illusioni di portare avanti con il sudore della fronte ascellare, inguinale, il loro lavoro con l'orgoglio, la modestia dionisica che da sempre contraddistingue noi sardi, noi pugliesi, voi europei e noi italiani. Grazie Vendola, grazie. Illustre, la ringrazio. Grazie. Illustre presentatore di questa umile ma dignitosa rete regionale. Certo. Ora mi consente di rivolgere il mio grazie al compagno Massimo che grazie alla sua modestia e infallibile e biblica sapienza e dedizione alla politica servizievole ha potuto donare alla città di Cagliari e alla Sardegna tutta l'esempio dell'illustre chimico Lavoisier, il quale affermava che nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Perfetto, grazie Vendola. E lui, grazie al suo carisma e alla sua capacità intellettiva, sta trasformando questa città di Cagliari, memore di notti passate l'Aghiaccio, tra Piazzetta dei Tori, via Mameli, a discorrere con i più umili cittadini e lontano dalle potenti lobi che assattanate da una blasfema voglia di potere vorrebbero dissanguare le casse comunali per chissà quale benefici personali. Massimo ha saputo donare alla capitale di questa modesta terrazzata il sole, la speranza, la sapienza, la sollecitudine che i sardi da tempo non vedevano. Bravo. E ha plasmato con l'umana fatica di umili operai in eterni cantieri, dispensatori di sudati salari, una città nella quale ora anche il mare di rimpettaio si può specchiare e si può fermare ad osservare. E tu, Bravo. Massimo, tu devi sapere. Ancora. Devi sapere che non puoi fare come lavaggio cinese. No, non farlo. Essere cioè seduto nella sponda del fiume, No, va aspettando che passi il cadavere del tuo avversario. Te vai alla foce della tua idea e percorri la strada della tua vita fino a quando troverai una rotonda violata dalle turbe operaie che non ti consentirà il passaggio. Allora te lì farai valere l'inviolabilità del corpo sovrano. Spero che il concetto sia chiaro. Grazie Vendola. Grazie. No, prima che riparta. Grazie, perché veramente Vendola. lo dovete capire. Vendola, vai.